E così anche quest'anno è arrivato l'Avvento. L'Avvento è il tempo dell'attesa, il tempo della preparazione al Natale, ma non solo, il tempo dell'attesa del ritorno di Gesù alla fine, al compimento della storia del mondo. Questo è per i cristiani. È un tempo favorevole, un tempo da vivere in pienezza, accompagnati da segni, accompagnati soprattutto da quelle che sono le caratteristiche proprie di questo tempo: la speranza, la gioia, l'attesa, lo stupore. Nell'Avvento del Barbarigo ci faremo accompagnare quest'anno dalla figura di San Giuseppe. Sì, perché questo anno è stato dedicato proprio a San Giuseppe da Papa Francesco. Ha voluto mettere sotto la sua protezione vigile tutta la Chiesa, ciascuno di noi. E allora mi piacerebbe in questi nostri incontri poter davvero sottolineare qualche tratto particolare della figura di Giuseppe, a partire dal fatto che Giuseppe si abbandona ai suoi sogni, o meglio, si abbandona al sogno di Dio, al sogno che Dio ha per lui. Possiamo dire che Giuseppe è l'uomo dei sogni, un giovane come molti di voi, con i suoi obiettivi, i suoi desideri, anche la sua realizzazione. Il Vangelo dice di lui che era un artigiano, probabilmente un carpentiere, anche forse benestante. Apparteneva ad una genealogia, ad una stirpe importante, discendente di Davide. Aveva trovato la sua casa a Nazaret. Ma quando nella sua vita irrompe il sogno di Dio, Giuseppe si lascia trasformare e, aprendosi alla volontà del Signore, vive insieme a Maria l'esperienza più straordinaria della storia dell'uomo. Dio che si fa uno di noi, grazie anche al suo sì, all'accoglienza di quanto Dio, attraverso il sogno, gli aveva affidato. Cari ragazzi, cari insegnanti, cari genitori, credo che tutti abbiamo da imparare da Giuseppe, perché mettendoci alla sua scuola noi possiamo fare in modo che i nostri sogni diventino realtà, o meglio, che i nostri sogni si incontrino con il sogno di Dio. Quando Giuseppe ha accolto quel progetto, si è sentito totalmente realizzato, come uomo, come marito e come padre. È diventato l'esempio di ogni educatore, perché attraverso proprio il sogno che ha nutrito anche nei riguardi di Gesù, quel figlio che non era suo ma che gli è stato donato e gli è stato consegnato perché lo custodisse, lo educasse e lo crescesse, ci aiuta davvero a entrare nel nostro posto, nel posto che Dio ci ha assegnato nella storia. Ecco allora il primo insegnamento dell'Avvento: attraverso l'ascolto del sogno di Dio trovare il nostro posto nella storia, nella nostra storia personale, ma anche nella storia complessiva del mondo. Tempo di sogni l'Avvento, che si devono concretizzare anche nel venire incontro alle esigenze, alle fatiche di tanti di noi. E allora, come ogni anno, l'Avvento del Barbarigo si carica di esperienze. Anche quest'anno, purtroppo, non potremo vivere la magnifica esperienza del pranzo con le persone povere della nostra città qui nella nostra scuola. Le misure precauzionali ce lo impediscono, ma noi non vogliamo chiudere il sogno del nostro cuore, quello di poter essere utili agli altri. E lo facciamo attraverso due proposte. La prima proposta è quella rivolta ai ragazzi delle medie, ai quali, come l'anno scorso, chiediamo di portare pannolini per i bambini che non hanno la possibilità di avere questo strumento così importante per la loro crescita e per la loro salute. Aiutare tante mamme e tante famiglie a poter essere davvero attente ai bisogni dei loro bambini.
liberando risorse magari per altro. E allora ecco la raccolta dei pannolini affidata ai ragazzi delle medie. Ai ragazzi invece delle superiori chiediamo un qualcosa di più. Chiediamo loro di preparare una scatola regalo con un biglietto augurale al suo interno, preparato da voi, dalle vostre famiglie, che vi invitiamo a portare qui a scuola prima di Natale, entro la fine dell'Avvento. Quei pacchi regalo saranno consegnati ai poveri che di solito vengono a mangiare, a condividere il pranzo di Natale con noi. Verranno portati alle cucine popolari o in altri luoghi dove c'è bisogno di solidarietà. Cosa c'è di più bello che fare un regalo a chi non può contraccambiarti, nel segno della gratuità? E allora ecco questa seconda proposta, una scatola regalo da offrire a chi non conosci, ma con il cuore aperto perché quella persona abbia una parte di te e soprattutto possa ricevere il tuo augurio di buon Natale. Caro Giuseppe, tu che sei stato l'uomo dei sogni, accompagna i sogni che portiamo nel cuore. In particolare ti affidiamo i sogni dei nostri alunni. Aiutaci con la tua saggezza, con la tua lungimiranza a guardare al nostro futuro, senza paura, ma con il desiderio di crescere nell'amore verso gli altri, nella solidarietà. Aiutaci ad essere responsabili come sei stato tu, sapendo rispondere in modo pieno alla chiamata di Dio. Grazie Giuseppe, fa che i tuoi sogni diventino anche i nostri. E a tutti voi, buon Avvento. Ci vediamo la settimana prossima.